Sarebbero 300, secondo l'Ascom, le attività commerciali che a breve entreranno in tribunale con i libri contabili per decretare il loro fallimento. Una cinquantina di commercianti di tutta la provincia hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia di Via Tommaseo in rappresentanza di 80 tipologie di negozi, tutte in sofferenza, tutte che tenacemente non vogliono fallire. Le gioiellerie di città sicuramente hanno perso tra un 30 e un 50%. Noi nella zona turistica ad Abano Terme siamo anche oltre il 50% di perdita. I commercianti chiedono regole uguali per tutti per lavorare e accogliere i clienti in sicurezza. Poi però succede che nello stesso settore, come quello degli ambulanti, c'è chi da martedì ha ripreso a lavorare e chi è fermo dal febbraio 2020. I fieristi sono chiusi da marzo dell'anno scorso e non c'è nessuna intenzione di riaprirli. Fieristi, sono quelli che fanno sagre, quelli che fanno assolutamente quelle di paese, feste di paese, queste cose qua. Questi non hanno la possibilità di aprire e non ne hanno neanche la prospettiva di quando aprire. I costi sono rimasti gli stessi, i ricavi sono crollati. In 14 mesi, dicono, si sono dimenticati di noi. Non ci si sposa più perché non abbiamo certezza, non abbiamo i tempi, quali sono? Noi dovremo convivere con questo virus, quindi cosa vuol dire? Dobbiamo trovare un protocollo per farli questi matrimoni, andiamo avanti ancora 2 o 3 anni? La gente ha voglia di sposarsi, glielo posso garantire, perché anche ieri ho avuto il negozio pieno, perché vogliono, però non sanno, ma aprono a giugno, aprono a luglio. Il problema è un altro, se abbiamo trovato un protocollo per le crociere, perché non lo troviamo anche per i matrimoni? In sicurezza? I commercianti in provincia di Padova sono 3.500, ma ben 20.000 sono i loro dipendenti e collaboratori. Io sfido qualsiasi persona a lavorare e vivere in questa incertezza. Vogliamo certezze adesso, altrimenti per noi veramente le porte di questo palazzo dovremmo passarle. 1.400 sono i bar, altrettanti i ristoranti e 200 circa le birrerie, i locali da ballo. Solo nella giornata di Pasqua non hanno lavorato 14.000 persone, che invece in anno normale avrebbero lavorato, nel 2019 avrebbero lavorato.